Allora, eccoci tornati in studio, ultima parte della nostra trasmissione. Continuiamo a discutere, a parlare, a conoscere i nuovi sindaci, o i sindaci appunto che sono stati riconfermati. E dicevo prima della pubblicità, adesso parliamo anche delle problematiche, abbiamo parlato un po' dei progetti, quelle che sono le aspettative, però il territorio soffre ormai da tempo di alcune problematiche. Allora, una di quelle sicuramente più sentite, che è sempre stato al centro del dibattito politico, è quello della sicurezza, la sicurezza del territorio. Allora, il sindaco ovviamente ha degli strumenti che arrivano fino a un certo punto, chiaramente. Katia Maccarone, allora, pensiamo appunto alla sicurezza del territorio, pensiamo alla sicurezza dei cittadini, non solo in termini, magari dopo accenneremo anche alla questione idraulica o idrogeologica, ma c'è anche la sicurezza nelle proprie abitazioni e quant'altro. Ecco, che cosa si fa? Telecamere, videosorveglianza? Allora, su questo credo che la cosa fondamentale è avere una buona relazione con chi si occupa della sicurezza per professione, e quindi i carabinieri con cui abbiamo continua collaborazione, e la polizia locale, che nel nostro caso è la polizia della federazione e lavora su tutto il territorio. E questo è e rimane fondamentale. Io ho un comune che per esempio ha molti servizi sovracomunali, le scuole superiori, la stazione per esempio ferroviaria, che è uno dei punti dove qualche volta ci sono degli elementi di criticità, e quindi la stretta collaborazione con le forze appunto dell'ordine è alla base della garanzia della sicurezza. E poi sicuramente la videosorveglianza è uno strumento utilissimo, e in questi ultimi anni abbiamo riattivato il sistema che era in precedenza non era più funzionante, e quindi abbiamo attivato la videosorveglianza in parecchi punti sensibili del nostro comune, una decina di videocamere che adesso andremo anche ad integrare Certo. con il tempo che abbiamo davanti. Certo. Marco Schiesaro, a Cadoneghe qual è la situazione e cosa si prefigge di fare? Allora, Cadoneghe è un comune che se ne parla poco, ma ci sono parecchi problemi di sicurezza. Sicurezza vuol dire tante cose: presidio e controllo del territorio, sia da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale di cui noi disponiamo. Siamo anche noi all'interno dell'Unione dei Comuni insieme a Vico d'Arzere e a Curtarolo, quindi il territorio è davvero molto vasto. Quindi questi sono dei servizi che sono condivisi in comune, con altri che noi comuni. abbiamo in comune, nel senso che sto condividendo con gli altri. Non abbiamo solo questo, abbiamo anche il SUAP, l'ufficio tecnico, insomma abbiamo diverse. Però ecco, è un problema questo in questo momento, perché non stanno funzionando bene, non stanno ritornando, diciamo, in termini di servizi. Però ritornando invece sulla sicurezza, noi abbiamo delle telecamere distribuite sul territorio, circa un 35% non sono funzionanti, quindi vanno completamente riprese in mano e risistemate, perché insomma il territorio va presidiato ma va anche controllato, e quindi questo noi lo faremo in tempo tecnico di prendere in mano le cose, e dopo, diciamo, il primo consiglio comunale, da lì in poi inizierò a bomba, diciamo, su queste tematiche. Voglio riorganizzare la polizia locale, voglio vederla su strada, che diciamo sia visibile e crei anche presenza e controllo sul territorio, un po' meno di schiorari, un po' meno di multe sulle insegne pubblicitarie, un po' più di controllo e presidio del territorio contro i sovraffollamenti, lo spaccio di droga. Voglio anche diciamo rigenerarli e istruirli, no? Per esempio devono girare in borghese, vorrei avere anche dei cani antidroga, vorrei vederli all'interno di parchi, tutte cose che fino adesso per ideologia sono state un abominio, invece devono essere parte integrante della cittadinanza. E anche un comando di polizia locale degno di questo nome. Non voglio vedere quello che oggi purtroppo tutti i cittadini, quando vanno a pagare una multa o a chiedere dei buoni, si trovano, diciamo, soffitti bucati. Insomma, non è una sede decorosa. Della sicurezza io ne ho fatto il primo punto del mio programma, perché lo chiedono i cittadini.
E il programma io l'ho fatto insieme a loro, prima di scriverlo ho fatto 3 mesi di continua presenza mia personale e delle mie 5 liste e mi hanno sostenuto, 67 candidati presenti sul territorio che hanno scritto il programma e tutti i cittadini hanno chiesto sicurezza. Sentiamo, Giovanna Rossi, a Selvazzano è anche lì la prima voce della richiesta dei cittadini? Sicuramente la sicurezza è il punto sensibile. Diciamo che noi in questi 10 anni abbiamo lavorato molto in questo senso e quindi mi ritengo un po' fortunata perché porto avanti un lavoro già importante fatto, perché nel 2009 a Selvazzano c'erano 5 videocamere, oggi ce ne sono, a settembre arrivano ad essere 120, per cui noi insomma abbiamo un sistema di controllo ben avviato che va sicuramente migliorato. Stiamo allestendo una seconda centrale presso il Consorzio della Polizia Municipale con veramente un muro di telecamere, perché l'occhio ovviamente sarà come se ci fossero occhi accesi in 120 punti della città. Quasi un grande fratello, insomma. Diciamo che alla fine ancora non basta, perché voglio dire, comunque succedono ancora dei fatti incresciosi, succedono ancora che buttano i bocconi nelle aree cani, per dire, piuttosto che spaccano vetri di macchine, quindi purtroppo insomma è un territorio molto vasto. Abbiamo messo in pista un altro progetto molto importante che è il controllo di vicinato, e ecco, questa è una cosa sulla quale stiamo lavorando e dobbiamo assolutamente potenziare, nel senso che abbiamo un numero incredibile di cittadini che si sono messi a disposizione. È un servizio che non si vede, perché le persone tu non sai chi fa parte del controllo di vicinato, ma sono tutte collegate tra di loro, e chi gestisce questo controllo sono le forze dell'ordine, per cui abbiamo il comandante dei carabinieri e il comandante della polizia municipale, ed è una cosa importante secondo me, perché tu a quel punto puoi avere il controllo nelle palestre, nei parchi, nelle aziende, e quindi avere veramente un controllo costante e continuo di persone che non scendono in piazza, non fanno cose eclatanti, ma che semplicemente sono collegati con un sistema di WhatsApp, un gruppo WhatsApp, dove se ci sono cose strane vengono segnalate. E la cosa importante è che sia i cittadini segnalano alle forze dell'ordine che il contrario, quindi è proprio un'altra importantissima realtà che abbiamo quasi un po' fatto partire un po' in sordina, tra virgolette, ma che sta prendendo molto piede e sta veramente dando dei risultati molto importanti e interessanti. Certo, ricordiamo che il controllo di vicinato appunto non sono i cittadini che intervengono, ma che sono i cittadini invece che segnalano. Certo. Bene, ma adesso che ogni tanto noi torniamo su un pensiero ricorrente, quello dell'autonomia, no? E naturalmente tutti si riempiono la bocca di autonomia, ma ecco, per voi sindaci, che senso avrebbe, qual è la prospettiva di un'autonomia del Veneto e come potrebbe ricadere nel vostro immaginario sulla gestione dei vostri comuni? Prego, prima Katia. L'autonomia è stata votata apertamente dai cittadini, certo, e quindi è una volontà. È una volontà, esatto. C'era un governo che aveva un altro colore e la cosa sembrava procedere rapidamente. Stranamente adesso che al governo c'è chi la proponeva, non riesce ad avanzare su questo. E credo che non si possa tergiversare tanto ancora, cioè o si fanno dei passi avanti, altrimenti rischia di essere un po' una presa in giro. Di che autonomia parliamo? Non parliamo sindaco come vede questa autonomia? L'autonomia, allora, se diciamo sempre che il Veneto è eccezionale, i veneti sono bravissimi, sanno gestire le risorse, ecco, allora è quello il senso dell'autonomia prevista dalla Costituzione, cioè che in alcune materie, non so se devono essere tutte quelle che sono state chieste perché è stato chiesto il mondo, però che su quelle materie ci sia una gestione autonoma dal punto di vista finanziario e quindi che ci sia un ritorno di maggiori servizi per i cittadini. Se la gestione è ottimale si riesce con le medesime risorse forse ad avere qualcosa di più, questo deve essere il senso alla fine.
quindi sì, in campo, non so, sanitario, deve essere in campo... un'autonomia aggregante, no? Cioè tutti devono contribuire per migliorare il territorio. Sì, organizzativa, ecco. Sindaco Schiesaro, ma per me autonomia vuol dire responsabilità e sussidiarietà, che sono due concetti che potrebbero sembrare vacui, vuoti, ma invece sono densi di significato. Responsabilità maggiore ai sindaci, ma anche sussidiarietà, cioè prendere delle decisioni le più vicine ai cittadini, cioè il momento decisorio è vicino al tuo cittadino e il tuo cittadino ti giudica anche e attraverso il voto approva o meno l'esercizio del tuo governo. Ecco perché per me l'autonomia è aria, è acqua per gli assetati, no? E quindi e soprattutto per i comuni che hanno bisogno di opere pubbliche, di dare fiato al sociale, quindi rispondere alla propria gente che ti chiede aiuto, che ha bisogno, che non arriva a fine mese e fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, perché ce ne sono ancora tanti. Il 10% di miei cittadini, dei cittadini di Cadoneghe, la mia comunità conta 16.500 abitanti, 1.500 abitanti sono in situazioni di indigenza e di grande difficoltà, 1.500 professore. Caspita. E quindi come sindaco in un bilancio di Cadoneghe che conta 14.500.000 euro, il sociale è quello più impegnato e più impegnativo, non basta. Non basta perché se ne ho ancora 1500 che sono in difficoltà vuol dire che non basta e quindi autonomia è un grido di allarme ma soprattutto di aiuto che noi sindaci, io sono nuovo ma me ne rendo conto che chiedo a questo governo di arrivare ad un risultato il prima possibile perché i comuni veneti chiedono autonomia. Una volta passata l'autonomia cosa facciamo? Ecco, cosa facciamo? Opere pubbliche e interventi sul sociale. La gestione di questa autonomia. Non è che chiederete voi sindaci una maggiore partecipazione al governo della regione? Ecco, infatti io volevo dire, prego. Bisogna che poi non sia un centralismo regionale, perché autonomia può voler dire tante cose. Noi enti locali, comuni, tante volte siamo espropriati di autonomia, perché alla fine abbiamo avuto dei tagli pesantissimi in questi anni, ad esempio rispetto al personale. È un tema anche questo, non è il solito lamento, ma i comuni che sono partiti da numeri che erano assolutamente adeguati, come sono la maggior parte dei comuni veneti, che hanno subito dei tagli che sono stati dati a pioggia a tutti adesso si trovano veramente senza il minimo di personale che serve proprio per gestire i servizi quotidiani. Ho fatto un esempio, non so se l'autonomia che arriverà in regione arriverà a cascata anche sui comuni, non mi è molto chiaro, ecco. Non lo so. Scusate, però... voi credo che non dovete delegare, dovete pretendere a rappresentare i cittadini, quindi una collaborazione, una copartecipazione alla gestione della regione nell'autonomia è la parte innovativa. Non è che spostiamo il centro da Roma a Venezia, spostiamo il centro da Roma nel Veneto e Venezia è quella che naturalmente dovrebbe riassumere tutte quelle che sono le istanze del territorio, perché se no facciamo un altro buco. Ecco, un'altra cosa, queste province ce le teniamo o le mandiamo a quel paese? Ecco, anche questo è un altro tema interessante, nel senso che io poi l'ho vissuto da vicino perché quando Soranzo è stato eletto presidente della provincia sembrava che fosse presidente di un ente inutile e invece con lui devo dire che ho visto la mole di lavoro che hanno avuto e soprattutto quante opere poi sono arrivate nei territori, perché abbiamo parlato di rotonde, no? di tante opere che abbiamo avuto noi comuni grazie a un lavoro importante fatto proprio dalla provincia, quindi in ambito di opere pubbliche, in ambito di scuola, perché anche la scuola, voglio dire, è un altro ambito fondamentale, importante e l'ufficio scolastico è provinciale, quindi comunque le province esistono, continuano a esistere, continuano a gestire anche un bel po' di deleghe e quindi la provincia c'è. Cosa hanno fatto? Hanno tolto lo stipendio al presidente e agli assessori, perché è la verità, insomma, obiettivamente anche lì
qui c'è uno spirito di servizio di persone che sono sindaci e che si stanno occupando di un ente più grande rispetto al proprio comune. Nel caso specifico nostro abbiamo dovuto rinunciare, tra virgolette, a tanto tempo di Soranzo, perché si è occupato per 4 anni della provincia e, ripeto, se ne è occupato in modo proficuo. Lui, come voglio dire, attualmente la provincia esiste ed esiste come. Sì, però siamo in una sorta di limbo. Sì? No? Cioè, esistono delle autorità che non sono più elette dai cittadini, che però hanno una funzione, mi pare, fondamentale, perché gestiscono, o le gestisce la regione, se le accentra la regione, oppure rimangono le province, ma non è che le province sono inutili, hanno delle funzioni precise. Allora possono essere, per carità, spartite nei vari comuni, ma forse il decentramento crea poca funzionalità. Quindi il pensare a una regione, ma soprattutto tornare all'elezione dei rappresentanti delle province, perché siamo stati tra coloro che sono sospesi. Prego. No, io non sento il bisogno di un altro livello di elezioni nell'eterna campagna elettorale che viviamo in Italia. Secondo me è vero che siamo in un limbo, è vero che la situazione non è chiara, è problematica. Però ho visto, perlomeno nella provincia di Padova, che si è tentato di farne la provincia dei comuni. Questa è stata un po' la linea di lavoro del presidente Soranzo e anche del presidente Bui, che tra l'altro prima era vicepresidente, cioè di intenderla veramente, al di là delle parti politiche, come l'ente a servizio dei comuni per le opere pubbliche che si dicevano prima, l'edilizia scolastica per esempio a livello provinciale, di scuole superiori. Il problema è che sono venute a mancare troppo le risorse per fare tutto questo, perché le competenze sono rimaste, però le risorse sono state eccessivamente tagliate. Mi pare che siamo in una sorta di deregulation, cioè queste province ci sono o non ci sono, come sono regolamentate, che diritto hanno di esistere dal momento in cui sono in liquidazione? Cioè, siamo in una sorta, secondo me, a metà anche la riforma che doveva prevedere bisogna le unioni dei comuni, a stabilire le cosa fusioni. sono, se sono necessarie, a cosa servono e come vengono regolamentate. Non possiamo improvvisare. Questa è una carenza democratica, credo, no? Che dici? Sì, sono d'accordo. Io credo sempre che si debbano eleggere, perché è il popolo che deve decidere. Nessuno mi ha votato perché io poi possa esprimere un mio voto per un ente sovraordinato. Quindi io credo che sia sempre il popolo che debba esprimersi, in primis. In secundis devo dire che l'unione dei comuni non sia preferibile. Per esempio, se devo vedere nel mio caso l'unione Medio-Brenta, che vede Cadoneghe insieme a Vigo d'Artere e Curtarolo, sono dei comuni che hanno delle esigenze troppo lontane gli uni dalle altre, ed è nata con, per esempio, una CUC, una centrale unica per gli acquisti, che poi abbiamo visto che non sta funzionando. Abbiamo creato un ente, un costo che per esempio per Cadoneghe è 1,6 milioni su 14 milioni e mezzo di bilancio. Se devo essere sincero, mi stanno meglio in tasca e magari rifaccio la via centrale di Cadoneghe, hai capito? Oppure cambio l'illuminazione, perché e poi non si capisce chi è che gestisce l'ufficio tecnico. Io, tu come comune di Vigo d'Arzere, i vigili devo mandarli a Curtarolo perché c'è un incidente sulla statale del Santo e magari devo controllare lo spaccio e c'ho vicino ai parchi di Via Trilussa nel pieno centro di Cadoneghe e c'ho tutti gli uomini fuori perché ne ho solo 6, tenendo presente che nel mio ufficio tecnico erano in 8, oggi ne ho 6 e con tanti lavori nel piano triennale delle opere da far partire e gli uomini non mi bastano. Ho un 30-35% in meno di persone che dovrebbero lavorare, perché in Veneto si sta lavorando e stiamo lavorando sotto organico, e magari abbiamo in Sicilia, come proprio mi dicevano oggi, dove in un comune pari a quello di Cadoneghe ci sono 130-140 dipendenti e io ne ho 40, ragazzi. Sì. E come faccio a fare le opere in un comune come il mio se ho 40 dipendenti, che magari uno va in ferie, l'altro sta poco bene e l'altro magari fa i lavori pubblici, invece sarebbe destinato al verde, e come facciamo ad andare avanti? Non si può. E
allora si blocca tutto. Quindi il problema non è la provincia, secondo me, perché voglio dire, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 siamo andati avanti lo stesso, li eleggevamo, si andava bene lo stesso. Abbiamo avuto purtroppo un periodo che tutti conosciamo, che ci ha affossato, e adesso stiamo respirando e bisogna subito sbloccare le assunzioni per i nostri comuni e ridimensionare i comuni del meridione, dove c'è una marea di gente che non serve a nulla. Quindi questo voglio dire. E poi voglio dire, la provincia sta dimostrando ultimamente di servire a qualcosa, non è lo stipendio in meno del presidente o degli assessori che abbiamo sistemato. Sì, sono palliativi. Sono palliativi, li ha fatti Renzi per dimostrare di essere un grande, invece abbiamo scoperto che era un fuoco di paglia come la Pampulia, voglio dire. Se ricordate, allora la campagna elettorale sembrava che le province fossero la causa di tutti i mali. Sembrava che avessimo risanato l'Italia, ma alla fine noi ci troviamo con il cerino in mano. Questo io mi sento di dirle, professore. Bene. Allora, intanto facciamo gli auguri ai nostri sindaci. Certo. Io avevo un'ultima domanda però da fare ai sindaci, e cioè se è vero e se siete convinti che il sindaco sia il lavoro più bello del mondo, come ha detto qualcuno. Katia Maccarone. Io penso di sì, nonostante tutte le difficoltà e i momenti critici in cui ti chiedi, non dico chi me l'ha fatto fare, ma in realtà prevale sempre l'esperienza straordinaria di conoscenza del tuo comune, della tua gente, davvero ti dà una prospettiva unica e che ti dà anche una grandissima responsabilità. Certo, allora voi siete sindaci da poco, quindi non avete esperienza, però quando avete deciso di candidarvi forse un'idea ce l'avevate, no? Sì, io sono sempre stato appassionato della cosa pubblica e della vita politica, mi piace stare in mezzo alla gente, ascoltare la gente, starei fuori tutto il giorno perché sono fuori dalla mattina alla sera, anche prima della campagna elettorale, è stata una mia grande passione e la voglio coltivare così com'è. Penso che possiamo dirlo tranquillamente di non farlo per questioni economiche, perché non ne vale assolutamente la pena, ma lo si fa, almeno per quanto mi riguarda, per la bellezza di poter risolvere qualcosa, risolvere un problema e vedere la gente, la tua gente che è contenta di ciò che fai, e poi è uno spirito di abnegazione, di sacrificio, no? Che una persona ha lavorando costantemente a contatto con la propria gente. Secondo me è un bellissimo mestiere, chiamiamolo così, non deve diventare un lavoro, perché non deve diventare un lavoro, per l'amor di Dio, non si deve vivere di politica mai, però devi vivere per quello che fai, per la propria gente. Io non lo so, da tanti anni che mi appassiona la politica, devo anche dire che sono nato all'interno di questi studi nel 2013 con voi presenti, si chiamava Gioventù Politica, la scrisse il professor Casen, fui uno dei primi che partecipò e da lì ho iniziato questo percorso che mi ha portato oggi ad essere sindaco della mia comunità. E ricordo un aneddoto: il 6 giugno del 1998 l'allora sindaco di Cadoneghe, amatissimo Alessandro Baldin, mi diede una medaglia che era il miglior ragazzo dei giovani, il miglior giovane all'interno del Consiglio Comunale dei giovani, e io dicevo, ma me l'ha ricordato in campagna elettorale l'allora maestra di matematica, la maestra Magni, oggi peraltro compagna di un grande sindaco comunista di Cadoneghe, Elio Armano. Elio Armano mi diceva, che conosco insomma, mi ha detto: lei ha strappato Cadoneghe alla sinistra, bravo ragazzo, mi ha detto, e proprio lei mi ha ricordato che quando ero piccolo dicevo sempre, da grande voglio essere il sindaco di Cadoneghe, e quindi il fatto ha voluto, la determinazione ha voluto che questi piccoli aneddoti e la determinazione mi ha portato il 9 giugno del 2019, dopo 21 anni da quel 6 giugno con il professore compianto Baldin, sindaco di Cadoneghe, a essere sindaco della mia comunità. Penso sia una cosa che mette i brividi, insomma. Bene, tanti auguri a tutti. Giovanna Rossi, anche lei
È convinta che sia il miglior lavoro? Allora, non ripeto il fatto che secondo me non è un lavoro, ma è un essere a servizio della comunità. Io, tutte le persone che mi dicevano ma chi te lo fa fare, ma perché ogni tanto, insomma, effettivamente come diceva Katia, è impegnativo, molto impegnativo. La mia è stata una scelta consapevole per una ragione semplice: amo Selvazzano, amo la mia comunità, sento probabilmente anche una sorta di piccola vocazione di proprio voler lavorare per migliorare, perché come ho sempre immaginato, magari fra qualche anno qualcuno, magari passando vicino a qualcosa, sia fiero di quello che ho fatto per la mia città, e con lo spirito proprio di amore che sento, in totale umiltà, di mettermi a disposizione per i miei cittadini. E devo dire che è stata la forza, la grande forza che ho avuto anche durante la campagna elettorale, e la grande forza che sento tuttora, insomma, continuamente, con, ripeto, anche l'obiettività di dire ce la metto tutta, non mi hanno regalato assolutamente la bacchetta magica, ce la voglio mettere tutta. Sono convinta, ecco, un'altra cosa, e chiudo con questo discorso: la mia forza per esempio è la squadra che mi sta vicino e che ringrazio tutti i giorni. Forse dovrei farlo più spesso, perché ho veramente delle persone magnifiche che si sono messe a disposizione e a servizio assieme a me e con me. Eravamo in 64 candidati veri e non robe civette, liste civiche strane. Oggi c'è un gruppo di lavoro che è veramente decine di persone che come me si stanno mettendo a disposizione, e questa è una grande forza. Certo, beh, insomma, un impegno di questi neosindaci per fare ancora meglio. Rinnoviamo gli auguri e vi sentiremo più avanti. Comunque teneteci informati su tutto quello che state facendo, perché naturalmente la televisione serve anche a questo, ha una funzione politica, diciamo, in senso lato. Certo, certo. Grazie a Katia Malcarrone, sindaco di Campo San Piero, grazie a Marco Schiesaro, neo sindaco di Cadone, e grazie a Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano. Grazie per essere stati con noi. Ermanno, settimana prossima... Dimmi, che facciamo? Allora, abbiamo due argomenti che sono, come dire, al vaglio. Insomma, stiamo valutando decreto sicurezza, quindi torniamo a parlare della sicurezza, e anche il franco africano e le manovre francesi sui... Il franco africano, che è l'abbiamo tirato fuori noi, poi si sono attaccati tutti a questa notizia. Franco africano praticamente è una nuova forma di schiavizzazione. Un neocolonialismo economico? Sì, esatto, dell'Africa. I campioni di questo tipo di colonialismo sono sempre i francesi: liberté, fraternité, e poi c'è un'altra parola che fa rima ma non si può dire, anche se siamo fuori orario. E quindi attraverso questa forma di legame economico fanno sì che queste popolazioni non riescono a sviluppare la propria economia, e naturalmente questo si riflette su una migrazione forzata e su tutta una serie di fattori che sono negativi per noi. E poi ci sono gli aspetti dei collegamenti con la guerra in Libia e quella che è stata l'evoluzione anche di Gheddafi. Ecco, no? Allora, diciamo che la guerra e l'uccisione di Gheddafi è l'ultima guerra coloniale, fatta chiaramente a danno dell'Italia, che l'Italia aveva dei buoni rapporti, poi naturalmente Gheddafi non era una mammola, ma sicuramente la situazione in Libia era migliore di quella che si trova in questo momento la Libia, e c'era una stabilità sicuramente migliore, ma naturalmente i francesi non potevano fare quello che volevano. Creando una destabilizzazione hanno creato anche la possibilità di entrare a gamba tesa nella politica libica, destabilizzare un paese, e non si sa come andrà a finire. Però sta di fatto che comunque la Francia ci sta guadagnando un sacco di soldi, non solo perché per le risorse, e loro puntano soprattutto sull'uranio, perché pochi sanno che il deserto libico è pieno di uranio, e i francesi
sul nucleare ci contano molto, a differenza della Germania che sta dismettendo le centrali nucleari, e poi vendono armi in grande quantità. E quindi di conseguenza. Attaccato i francesi, si sono attaccati anche gli americani, perché questo generale che sta sconvolgendo la politica e l'economia della Libia è un agente della CIA. Così abbiamo capito che noi italiani stiamo a litigare tra di noi sul reddito di cittadinanza, ma nel frattempo con molto garbo ce lo stanno mettendo in tutta fretta. Allora, di questo parleremo la prossima volta, poi parleremo naturalmente anche di altre cose, le ricorrenze soprattutto, vedremo se a Venezia finalmente si decideranno di fare un porto, come Dio comanda, perché stanno distruggendo una città, nella piena consapevolezza e nel grande progetto di fare delle grandi opere, inutili e dannose come il Mose. Adesso non riescono nemmeno a concepire un posto, e ce n'è, fuori dalla laguna, dove le grandi navi si possono attraccare. Le grandi navi possono essere una risorsa, una ricchezza, però devono avere una loro collocazione, una loro logica, e non possono passare per i canali di Venezia. Abbiamo visto quello che è successo. Grazie ancora allora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Appuntamento venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, con TV7 Match. Buonanotte a tutti.